il segretario dell'Italia dei Valori Ignazio Messina. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Ha sentito anche lei Renzi? Quanto è tecnologico? Sì, l'ho ascoltato. Allora, voi siete fuori dal Parlamento, sperate di rientrarci il più presto e quindi vi augurate che si vada al voto in primavera? Ma noi non ci auguriamo che si vada al voto in primavera per rientrare, noi ci auguriamo che si vada al voto in primavera perché l'Italia non può più andare avanti, perché questo governo delle larghe intese in realtà non sta risolvendo nessuno dei problemi veri del Paese, a partire da quelli del lavoro, la tutela delle fasce sociali più deboli, le piccole e medie imprese, e di questo non ne parla nessuno. Dicono, Messina, scusi se la interrompo, che però sì, certo, da Draghi alla grande impresa italiana, persino i sindacati, in realtà vorrebbero stabilità, cioè che il governo durasse almeno fino al 2015. Lei non... Il problema è una questione di aggettivi ma che è anche sostanza, il problema non è la stabilità, è l'immobilità, perché qui il problema non è che è un governo stabile, è un governo immobile, un governo che non prende provvedimenti e che dice faremo, vedremo e alla fine non serve a nessuno, questo è il tema. L'unica cosa che dovrebbe fare, ma alla fine non si fa, è quella della legge elettorale, che mi pare la grande incompiuta del nostro Paese, se ne parla da decenni e però alla fine nessuno fa la nuova legge elettorale che restituirebbe una volta per tutte la parola e la possibilità di scegliere i cittadini. Per il resto il governo è comunque immobile, si vede da un passaggio all'altro, toglie l'IMU ma poi te la fa pagare il giorno dopo con ho capito che per lei è immobile, Messina. No, volevo dire, siccome ha evocato la legge elettorale, rivedrei, mentre noi parliamo, le immagini in diretta appunto di Renzi, il quale Matteo Renzi, ha detto, lo ribadisco proprio durante questa intervista via Twitter con il quotidiano.net, entro l'8 dicembre farò una mia proposta di riforma elettorale, l'8 dicembre lo sapremo, ci sono le primarie, secondo tutti i sondaggi Renzi, Messina è in testa, vincerebbe, diventerebbe il nuovo segretario del PD, poi questo probabilmente aprirà una serie di problemi, c'è chi parla di scissione. Sulla legge elettorale lei ci crede che la cambieranno? Io mi auguro che la cambino, ma ci credo poco, anche perché a sentire le proposte sembra proprio che non ci sia la volontà, nel senso qualcuno parla di un metodo spagnolo con un'aggiunta di belga o con un pizzico di svizzero, ci sarebbe da dire mettiamoci il metodo giapponese, in realtà a me sembra ci abbiamo capito poco, creare, no? Esattamente, creare queste alchimie non serve a niente, serve solo a far capire che la legge non si fa, ci abbiamo provato in questi anni ma non si è mai cambiata nonostante gli appelli accorati del Presidente della Repubblica quasi quotidiani. Messina, io credo, che è un costituzionalista. Dire la proposta dell'Italia dei Valori, cioè quello che vorrebbe l'Italia dei Valori in una legge elettorale, due cose vanno fatte. Uno, dare la possibilità ai cittadini di scegliere direttamente chi li rappresenta, le preferenze. Due, la possibilità di avere un premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato per evitare i ricatti costanti che poi portano all'ingovernabilità. Stefano Ceccanti, le dicevo, costituzionalista, è stato senatore anche del Partito Democratico, proprio qualche giorno fa mi diceva, in realtà sì, ci vorrebbe soprattutto che ci fosse una sola Camera in pratica, che il Senato diventasse una Camera di supporto, ma che la fiducia si ottenesse solo in una Camera, questo sarebbe una riforma plausibile per evitare poi che si creino sempre situazioni come quella attuale, perché altrimenti lui pensa c'è il rischio sempre di non avere maggioranze stabili. Ma questo il problema non è le maggioranze stabili della Camera e del Senato, ci vuole un sistema che te le attribuisca, quello attuale, il famigerato Porcellum non te lo consente perché ha due sistemi diversi, uno alla Camera e uno al Senato, per cui hai una maggioranza bulgara alla Camera e non puoi governare al Senato. Allora o le due Camere svolgono due ruoli diversi, a quel punto il problema non si pone, oppure se devono svolgere lo stesso ruolo e quindi di fatto un'approvazione da parte di entrambe le Camere, devi avere in entrambe la possibilità di avere la maggioranza almeno all'inizio, poi se la perdi perché governi male è un'altra cosa, ma all'inizio della legislatura è un po' la legge dei sindaci, è come quando ti eleggono il sindaco ha la maggioranza per poter governare, poi se governa male la perde anche, però nel frattempo ha la possibilità di fare le cose, in questo caso non si può sicuramente adottare nessuna decisione. Messina, stia con noi facciamo una brevissima pausa, poi di nuovo con lei per affrontare appunto tutti i temi caldi della politica e dell'economia italiana. State con noi. Collegato con noi da Roma, mentre continuiamo ancora a vederlo alle nostre spalle incombere quasi Renzi, le chiedo un giudizio secco su Renzi e su che prospettive politiche si apriranno se diventa il segretario
segretario del Partito Democratico, come sembra probabile? Io credo che lo aspetta un compito molto difficile, che è quello di essere il segretario del più grande partito del centro-sinistra, e deve avere una capacità che fino ad oggi i suoi predecessori in molti casi non sono riusciti a fare, cioè mettere insieme tutte quelle forze del centro-sinistra per una proposta comune di governo che sia alternativa alle larghe intese e che sia alternativa soprattutto al centrodestra, vicina alle fasce sociali più deboli e alle categorie produttive del Paese, a partire dalla piccola e media impresa. Fino ad oggi queste cose sono rimaste lettera morta. Io credo che un segretario che parte da sindaco, peraltro aggiungo, perché fare il sindaco è quasi una cultura, nel senso sei costretto a guardare i problemi e a risolverli, e quindi io credo che con questo approccio lo aspetto un compito molto duro. Si può fare insieme il sindaco di Firenze e il segretario del PD, come intende fare Renzi? Ed è una critica che gli viene rivolta. D'Alema lo ha aspramente criticato per questo. Io credo che sia molto complicato, obiettivamente. Anch'io ho fatto il sindaco in gioventù di una cittadina siciliana, e devo dire, pensare oggi di poter fare da un lato il sindaco della mia città di 50.000 abitanti e non Firenze, dall'altra parte il segretario anche di un partito non grande come quello del Partito Democratico, sarebbe cosa molto difficile. Ecco, credo che bisogna concentrarsi, perché entrambi i ruoli credo che bisognino del tempo pieno, ecco, sostanzialmente. Lapidario, Messina, perché dobbiamo chiudere, mentre abbiamo continuato a vedere in diretta a Renzi che sta rispondendo alle domande via Twitter. Qual è secondo lei il pregio e qual è il difetto di Renzi, di cui molto si parla? Appunto, lei cosa le piace e cosa non le piace, insomma? È molto diretto, mi sembra che affronti i problemi con decisione e con determinazione, ecco, senza perdere tempo, quindi questo è fondamentale in un momento di crisi e di difficoltà. Non c'è tempo da perdere, ma bisogna agire. Il difetto? È un po' quello che sta accadendo. Il difetto forse... Lo vediamo gigioneggiare, è in diretta, esatto, insomma, forse un po' troppo, ecco, credo chi guida un grande partito, ecco, deve purtroppo giocare di meno e lavorare di più. Giocare di meno. Ultimissima cosa, voi siete stati alleati del PD, poi vi siete separati, il PD a guida Renzi è un possibile punto di riferimento per il futuro d'Italia dei Valori? Noi ci auguriamo di sì, vogliamo confrontarci sui temi, questo evidentemente, quindi non sulle persone, perché poi alla fine si può essere amici nella vita ma pensarla diversamente. I temi sono questi. Ne dico uno per tutti, a proposito della legge di stabilità, se mi è consentito. Velocissimo. L'idea è buona, quella di creare una no tax area fino a 12.000 euro, però dall'altra parte crea due iniquità. Da un lato consente anche ai mega manager o ai pensionati d'oro di approfittarne, non ha senso, e dall'altra parte esclude i lavoratori autonomi che spesso non navigano nel loro, e quindi quindi io credo che bisogna adottare un provvedimento che consenta di lasciare alle fasce sociali più deboli, cioè chi paga IRPEF al 23 al 27, dei soldi in più in tasca. Grazie Ignazio Messina, Italia dei Valori, in bocca al lupo per il futuro anche del suo partito.